Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Vediamo insieme i principali titoli. Trasfusioni infette, risarcito il marito di una donna morta nel 2019. La sentenza del Tribunale di Catania apre nuovi scenari perché riconosce la responsabilità della struttura nella perdita della cartella clinica. Il caso del siciliano detenuto ad Alcatraz. Il consolato italiano a Miami ha ottenuto il trasferimento di Gaetano Mirabella Costa e dell'altro detenuto italo-argentino. Le famiglie sono pronte a coprire i costi del rientro. Le corse clandestine di cavalli e lo sfruttamento di animali non tracciati nella relazione della Commissione Ecomafia in Prefettura a Catania, chiesta una banca dati, equina e fondi per i controlli. Il grande caldo, oggi bollino rosso a Palermo, giallo a Messina e Catania, forte il rischio di nuovi incendi, ma il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania rilancia l'allarme, la maggior parte dei roghi è dolosa, rara l'autocombustione. Tra i tanti turisti a Palermo anche la pop star Dua Lipa, che su Instagram posta le foto del capoluogo tra gite in barca, visite ai monumenti, aperitivi e cene. La dedica a Palermo in my heart, nel mio cuore, scatena i fan siciliani. Calcio Palumbo in campo in Valle d'Aosta con i compagni di squadra, il DS Osti pronto a portare in rosa nero anche il difensore Bani. Sfoltire gli organici è al momento l'obiettivo di mercato delle siciliane DC. Bentrovati, era morta nel 2019 per gli esiti di una trasfusione. Il marito fece ricorso contro un ospedale di Catania. Nonostante mancasse la cartella clinica, il Tribunale etneo condanna il nosocomio al risarcimento, ritenendolo responsabile dello smarrimento della cartella. Sentiamo Roberta Lunghi. Alla fine degli anni '80 le erano state praticate trasfusioni di sangue infetto durante un intervento effettuato in un ospedale di Catania. La paziente, che aveva contratto l'epatite C, poi aggravatasi in cirrosi e adenocarcinoma, è morta nel 2019. Il caso torna alla ribalta per la natura del pronunciamento del Tribunale di Catania, che ha condannato il nosocomio a risarcire il marito di oltre 77.000 euro, anche se la cartella clinica della donna era stata smarrita. Per il Tribunale l'impossibilità di produrre documentazione medica su un trattamento terapeutico non può essere imputata alla persona che ricorre, ma alla struttura sanitaria tenutaria che l'ha smarrita. Il marito, che aveva presentato ricorso, infatti, non era riuscito ad ottenere le cartelle cliniche con l'annotazione dell'intervento e delle emotrasfusioni, perché erano andate perdute durante delle infiltrazioni d'acqua nei locali dell'ospedale. Una sentenza, dunque, che, come ha sottolineato l'avvocato Vignera, legale della famiglia della donna scomparsa, apre la strada ad ulteriori ricorsi di coloro che senza cartella temevano di non poter ottenere alcun risarcimento. Il consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire in un altro centro i due connazionali, il siciliano di Fiumefreddo Gaetano Mirabella Costa e l'italo-argentino Fernando Eduardo Artese, che per alcuni giorni erano stati detenuti ad Alligator Alcatraz. Le famiglie dei due italiani, fa sapere la Farnesina, hanno già messo a disposizione il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile quando arriverà il via libera dalle autorità americane. Mirabella Costa dovrà presentarsi davanti a un giudice che valuterà i reati che gli sono addebitati, tra cui violenza domestica e detenzione di droga. Catania, sede della relazione della Commissione bicamerale sulle ecomafie in merito alla piaga delle corse clandestine di cavalli, unitamente a tutta l'illegalità derivante dallo sfruttamento degli animali non tracciati, identificata la necessità di una banca dati per gli equini e dei fondi da destinare per il controllo. Roberta Lunghi. È un fenomeno che è quello di stalle abusive, anche sotto sequestro. Bisognerebbe che al posto di queste stalle abusive ci fossero negozi, turismo, visto che siamo in città bellissime. Le corse clandestine dei cavalli, gli animali sfruttati, tanti casi emersi a Catania e non solo, con le immagini di persone in motorino a protezione dell'illegalità assoluta. Un quadro dipinto oggi in prefettura a Catania per le zoomafie, le corse clandestine di cavalli, analisi, contrasto e proposte di intervento per la tutela
tutela del benessere animale e della legalità. La relazione esposta dalla Commissione d'inchiesta bicamerale su ecomafie e crimini ambientali e agroalimentari. Per il presidente della Commissione, Jacopo Morone della Lega, appare necessario un tracciamento dei cavalli utilizzati per le corse clandestine e non solo, ma anche dei fondi da stanziare. Noi solleciteremo il MASAF sia per quanto riguarda una sorta di fondo per occuparsi di questi cavalli che vengono sequestrati e strappati alla criminalità organizzata e abbiano un futuro sicuramente più roseo, e dall'altra parte una tracciabilità di questi cavalli per verificare da dove arrivano e qual è il loro futuro. Presenti anche i relatori di maggioranza e minoranza, l'onorevole Eliana Longi e la senatrice Vincenza Rando. È stato anche affrontato il tema dell'illegalità diffusa e delle molteplici forme derivanti dallo sfruttamento degli animali non tracciati. Macellazione clandestina, quindi significa carni che arrivano sulle tavole, nelle strade, senza sapere la tracciabilità, quindi potrebbero essere dannose anche per la salute umana. L'acqua trattata dai 3 dissalatori mobili finanziati dalla Regione con 100 milioni di euro sarà presto immessa nelle reti idriche. Sopralluogo stamane del Presidente Schifani nell'impianto di Porto Empedocle. Da agosto entreranno in rete 120 litri di acqua al secondo destinati a un bacino di 200.000 persone. Pronto anche il dissalatore di Gela, Gerritalia. Eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento, da bere, 120 litri al secondo entro i primi di agosto. Un rubinetto simbolico aperto da Renato Schifani, presidente della regione siciliana, per dare il via questa volta per davvero all'arrivo dell'acqua dissalata in rete. Dovrebbe essere proprio Porto Empedocle il primo dei 3 impianti mobili a entrare in funzione. A sorpresa questa mattina Schifani ha visitato il sito accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocina. Verifica dei lavori, test finali completati e primi litri d'acqua pronti per la distribuzione. Sono 3 in tutto i dissalatori mobili finanziati dalla regione siciliana con 100 milioni di euro, oltre a quello dell'Agrigentino altri 2 a Gela e a Trapani. Proprio nello stesso momento a Gela il sottosegretario con delega al CIPES Alessandro Morelli visitava l'impianto gemello. Una grande operazione fatte in tempi altrettanto brevi, e quindi complimenti a tutti gli operatori che si sono messi in campo e insomma merito anche del governo che da subito ha finanziato questa importante operazione che darà da bere a milioni di siciliani. Tecnologia avanzata, osmosi inversa, filtri ad alta efficienza. Ogni impianto è in grado di produrre fino a 96 litri di acqua potabile al secondo. Costruiti in soli 120 giorni dall'azienda spagnola Acciona, saranno gestiti da Siciliacque, società del gruppo Italgas. Oltre agli impianti mobili, la Regione ha finanziato anche il potenziamento del dissalatore fisso di Porto Empedocle, un'azione che punta a garantire maggiore sicurezza idrica in un momento in cui l'emergenza siccità ha colpito duramente l'isola. Non è sicuramente la soluzione definitiva, ma un primo passo importante. L'obiettivo è chiaro: evitare che l'emergenza acqua torni a mettere in ginocchio i siciliani. Coro di proteste contro la nuova rete ospedaliera. Dopo il confronto in Commissione Sanità all'Ars arriva l'ennesimo parere negativo e piovono le richieste di ritirare quella bozza, come ci racconta Manlio Viola. Ritirate quella bozza di revisione della rete ospedaliera in Sicilia. È un coro quasi unanime quello che arriva da tutte le parti politiche, dai sindaci, dalla maggioranza, dall'opposizione, dalla Commissione Salute. La bozza di revisione dei posti letto sembra l'ennesimo pomo della discordia e ieri la Commissione Sanità dell'Ars ha detto di no, anche se il parere non è vincolante. In teoria la Regione può andare avanti, ma deve fare i conti sulla contrarietà praticamente di tutti. Ma cosa cambierebbe per i cittadini siciliani? In totale 367 posti letto in meno rispetto al periodo prima del Covid, questo perché la popolazione residente in Sicilia è diminuita. Ma con l'occasione il nuovo piano cambia la distribuzione ed è su questo che scoppiano le polemiche. Nel catanese la disfida è tutta su Paternò, che fa la parte del leone e guadagna nel complesso 41 posti letto, ma a discapito di Bronte, Caltagirone, Giarre e Militello Val di Catania. In particolare Bronte perderebbe 30 letti, Caltagirone 12, Militello 14. L'altro scontro è nel sud-est, in provincia di Ragusa, 50 posti letto in più a Vittoria, 36 in meno invece a Scicli, e c'è l'ipotesi di un potenziamento all'ospedale di Modica. A Siracusa nel complesso 12 posti letto in meno, si tratta di un taglio di 16 fra Avola e Lentini, solo parzialmente compensati dai 4 in più assegnati all'ASP di Siracusa, ma tutto il sistema è incentrato intorno al nuovo ospedale di Siracusa, che ancora però non esiste. Nel trapanese scontro fra Trapani, che perde posti letto, Marsala e Mazzara che se li contendono, protesta a Castelvetrano, mentre a Pantelleria scompare del tutto il
reparto di ostetricia sull'isola. Un elenco che può continuare all'infinito, provincia per provincia e città per città. Solo Palermo guadagna posti letto quasi ovunque. Il grande caldo adesso, ma anche gli incendi da domenica, le temperature dovrebbero scendere. In Sicilia si registrerà, pensate, un calo termico di circa 10 gradi. Intanto anche per oggi bollino rosso a Palermo, giallo a Messina e Catania, come ci racconta Marco Gullà. Il caldo avvolgerà la Sicilia almeno fino a sabato, poi da domenica le temperature scenderanno con un calo termico di almeno 10 gradi. A Palermo il termometro, come ormai accade da giorni, oscilla tra i 35 e i 38 gradi. Stop al razionamento idrico in alcuni quartieri e stop alla circolazione delle carrozze, turisti in giro per il capoluogo, ma con accortezza, acqua e ventagli fanno parte del bagaglio per le passeggiate. Caldo e purtroppo anche incendi, allerta rossa a Palermo, Enna, Caltanissetta e Catania. Ieri 30 incendi in tutta l'isola, per fortuna con conseguenze non gravi. La rinfrescata e l'instabilità prevista da domenica potrebbe però aprire la strada a nuove perturbazioni in arrivo la prossima settimana. Secondo le attuali proiezioni, una nuova circolazione depressionaria potrebbe raggiungere il sud già da lunedì, ma le temperature non saranno certamente quelle di questi giorni. E sull'emergenza incendi abbiamo sentito il comandante dei Vigili del Fuoco di Catania. Serve attenzione e prevenzione. La maggior parte dei roghi è di origine dolosa. L'intervista è di Tonino De Mana. In allerta anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Catania, alle prese con l'emergenza incendi. Uomini e mezzi pronti all'intervento, anche se si tira un po' il fiato dopo il tour de force registrato nelle ultime 48 ore con gravi criticità rilevate, specie in provincia. Abbiamo avuto delle criticità particolarmente nella zona del Calatino, nella zona del Belpasso, la zona di Paternò, Randazzo. Il vostro lavoro a volte raddoppia a causa della mancanza di prevenzione e mi riferisco alle tante aree incolte. È stata fatta un'azione capillare di informazione da parte del comando provinciale, da parte ovviamente anche della prefettura e delle altre istituzioni, per invitare anche i singoli cittadini a tenere pulite in un raggio di 15-20 metri dalle abitazioni, dai centri commerciali, dalle attività industriali, da sterpaglie. Si parla tanto di incendi e di autocombustione, possiamo sfatare questo mito? Sì, io lo sfaterei assolutamente. Negli incendi di vegetazione, negli incendi di bosco è un caso assolutamente estremamente raro. Perché l'uomo brucia i terreni? Questa è una bella domanda, è una domanda che dovremmo rivolgere a chi ci mette la mano. Diciamo che in molte situazioni possiamo parlare di azioni colpose. E poi ci siete voi, con le carenze d'organico, e siete costretti a fare doppi turni per fronteggiare l'emergenza. Sì, in questi giorni in particolar modo noi abbiamo un raddoppio dei turni in tutte le sedi di servizio della provincia di Catania in virtù del fatto che il bollettino della protezione civile regione siciliana dà un livello di attenzione, quindi un livello rosso, e quindi in questi casi abbiamo la possibilità in maniera cautelativa di raddoppiare il personale ed essere pronti. Telefoni che squillano in continuazione, la lunga estate dei Vigili del Fuoco è soltanto all'inizio. Droga per 5 milioni di euro. A Catania la Guardia di Finanza ha arrestato il corriere di una ditta di spedizioni che trasportava sul furgone 2 pacchi provenienti dalla Spagna con 24 kg di cocaina che appunto sul mercato avrebbe fruttato 5 milioni. Sentiamo Emanuela Corsi. 2 pacchi provenienti dalla Spagna da consegnare ad un catanese. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il destinatario era inesistente e che all'interno dei colli erano nascosti 24 kg di cocaina. I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato un corriere dipendente di una nota società di spedizioni che a bordo di un furgone era intento alla consegna della droga. L'operazione è il risultato di un'attività delle Fiamme Gialle sulle spedizioni in arrivo via aerea nella provincia etnea, che ha consentito di individuare i 2 colli sospetti provenienti dalla Spagna e destinati ad un soggetto inesistente. Nel momento in cui i pacchi sono stati caricati su uno dei furgoni del corriere è stata avviata l'osservazione a distanza per verificare se la consegna andasse effettivamente a buon fine. In realtà il veicolo ha iniziato a girovagare per la città con cambi di direzione e svolte improvvise fino a giungere in una zona diversa dal luogo di consegna indicato sulla spedizione. Fermato il mezzo e ispezionato, sono stati rinvenuti all'interno 20 panetti di cocaina che avrebbero fruttato oltre 5 milioni di euro. La polizia di Lentini ha arrestato un ex sacerdote condannato definitivamente a 7 anni e 6 mesi e alla sospensione dall'esercizio della professione di ministro del culto per violenza sessuale aggravata dall'uso di armi. L'uomo è stato rintracciato nella sua dimora estiva e condotto in carcere.
Fuoco, fiamme e degrado. A distanza di 20 giorni dall'incendio di via Maraffino resta in bella mostra una montagna di rifiuti. I residenti dicono la burocrazia blocca tutto. Ha raccolto le interviste Tonino De Mano. Prima l'incendio, domado poi un altro incendio ed infine cumuli di detriti tirati fuori dall'immobile e lasciati nel bel mezzo di via Marraffino a San Berillo, nel centro storico di Catania. Catastri inerti rimossi con un mezzo speciale proveniente da Palermo e lasciati in bella mostra dal 4 luglio scorso, giorno in cui le fiamme hanno avvolto questo fatiscente palazzo. Ed è qui che la burocrazia ci mette lo zampino con un rimpallo di competenze che paralizza ogni cosa. Ci sono edifici abbandonati, proprietari che non si vedono e quindi è difficile capire come agire. Sicuramente se questa situazione fosse successa in Corso Italia in Viale 20 Settembre sono più che certa che non sarebbero stati 20 giorni ma al massimo 20 ore per riuscire a risolvere la situazione. Qui a volte si pensa che non ci abita nessuno, non c'è nessuno e quindi possono permettersi di fare quello che vogliono. Oltretutto col senso anche di frustrazione per cui chiamando agli uffici, segnalando, non si ha nessuna risposta. Mentre si lavora alla riqualificazione del quartiere, non si capisce chi debba rimuovere la montagna di rifiuti. Da 20 giorni che noi segnaliamo a comune, diciamo a tutti gli uffici, le uniche risposte le abbiamo avute dalla GEMA che ci ha detto che essendo inerti non è di competenza della GEMA risolvere questo problema e nessun altro a varie PEC e segnalazioni che abbiamo fatto ci ha dato risposta. Ma i solleciti al momento restano lettera morta. La seduta del Consiglio Comunale di Palermo sul tema della sicurezza. Il sindaco, attaccato non solo dalle opposizioni, ha annunciato alcuni provvedimenti ma ha ribadito che non c'è un allarme criminalità in città se non nella percezione dei palermitani. Ci racconta tutto Manlio Viola. A Palermo non c'è un allarme microcriminalità, ma solo una percezione di insicurezza che non può essere ignorata, ma resta tale. Si difende con le stesse parole del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi il sindaco Roberto Lagalla, che oggi ha riferito al Consiglio Comunale proprio sul tema del momento, la sicurezza. Sicurezza che non è un tema in capo al sindaco della città, ma che comunque è fondamentale per turismo, commercio, per servizi sociali. Sotto gli attacchi dell'opposizione e di una parte consistente della sua stessa maggioranza, Lagalla ribadisce che i numeri sono testardi e i reati sono in diminuzione. Esiste un allarme sociale e civico che pone un'esigenza di attenzione e di ulteriore rafforzamento dei controlli, ha però ammesso il primo cittadino. Poi ha raccontato di nuove risorse messe a disposizione dal Ministro degli Interni. Adesso sono partiti i controlli nelle borgate, c'è la vigilanza statica interforze alla Vucciria, c'è un servizio di pattuglia dinamica nel centro storico. Aumenterà anche la cosiddetta vigilanza passiva con 400 nuove telecamere entro la fine dell'anno, ma l'unico vero intervento da fare secondo il primo cittadino è il contrasto al disagio economico, sociale ed educativo. Le opposizioni lo contestano al termine di 3 ore di una seduta del Consiglio Comunale tesa, ma lui replica serafico: parlo ogni giorno con i palermitani e loro sono coscienti di quel che si è fatto e mi dicono di andare avanti. E se a Palermo c'è un allarme sicurezza legato ai turisti, in questi giorni c'è stata un'altra turista molto importante e sicuramente riconosciuta da tanti, che invece ha lanciato un messaggio: Palermo in my heart, ma Palermo nel mio cuore, che ha mandato in visibilio i fan siciliani. Stiamo parlando della pop star Dua Lipa. Ci racconta tutto Emanuela Corsi. Palermo in my heart. Con questa dedica la pop star britannica Dua Lipa posta le foto della sua vacanza a Palermo e manda in delirio i fan siciliani. Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 88 milioni di follower, la cantante di origini kosovaro-albanesi ha pubblicato una galleria della sua vacanza d'amore in Sicilia in compagnia del futuro marito, l'attore Callum Turner. Negli scatti si vedono le vie del centro storico, gite in barca, visite della coppia all'interno di monumenti e chiese del capoluogo, ma anche cibo e aperitivi siciliani. Dopo questa visita in Sicilia prosegue il lungo periodo di vacanze per l'artista, che riprenderà la tournée il prossimo 1 settembre a Toronto, in Canada. E chissà che prima o poi non scelga la Sicilia anche per una tappa del suo tour mondiale, per la gioia dei fan dell'isola. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco lo sport.
Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio e l'altisonante mercato del Palermo. È ufficiale, Antonio Palumbo e forse a breve anche il difensore Bani si legherà ai rosanero, mercato altisonante per il club che punta alla Serie A, come ci racconta Marco Gullà. Telenovela finita, Antonio Palumbo è ufficialmente un giocatore del Palermo, fumata bianca o meglio rosanero. Palumbo lascia il Modena e si accasa al Palermo mentre Di Mariano fa il percorso inverso. Lascia il Palermo pure Insigne che va all'Avellino, ma il DS Carlosti non si ferma e a breve formalizzerà con il Genoa l'acquisto di Mattia Bani, difensore d'esperienza, capitano dei Grifoni, convinto dal Palermo e dal progetto City Group. Bani non si è allenato con il Genoa e raggiungerà il ritiro del Palermo quando la trattativa sarà definita. Intanto tra le note positive della preparazione dei siciliani a Châtillon c'è sicuramente il francese Jérémy Ledoiron con 5 gol segnati in 2 amichevoli. Iniziamo questa nuova stagione con grande voglia e ambizione. La Valle d'Aosta offre un contesto ideale per lavorare al meglio. Con la squadra e con il nuovo staff siamo tutti pronti a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi. Si lavora allo sfoltimento delle rose in casa Catania e Siracusa, operazioni propedeutiche poi a rinforzare le squadre in quei reparti in cui c'è necessità. Francesco Triolo. Primo punto, sfoltire la rosa sembra il motivo dominante di questo periodo per tutte le squadre siciliane. L'ultima operazione in uscita del Catania è il prestito al Budone in Serie D del 18enne portiere Domiziano Tirelli lo scorso anno al Siena. Ma sono troppi giocatori fuori dal progetto tecnico ancora sotto contratto e per i quali si sta cercando la risoluzione o la cessione. Si tratta dei centrocampisti De Rose, Peralta, per il quale si sta discutendo col Crotone, e Teio, destinato al Sud America dopo aver risolto il contratto, e degli attaccanti Marsura e Montalto, tutti profili forti di ingaggi di rilievo e quindi non semplici da congedare. Ci sono poi Chiarelle e Bocic al momento a Norcia, ma nella lista dei possibili partenti Bocic potrebbe andare al Siracusa. Il Catania però ha anche una priorità in entrata, quella di rafforzare il centrocampo. Il primo nome della lista resta Andrea Vallocchia della Ternana. Nelle ultime ore il DS Pastore è tornato a farsi avanti nel tentativo di chiudere la trattativa. La prima alternativa è un altro centrocampista della Ternana, il 26enne Salvatore Aloi. Per la difesa è stato fatto un sondaggio per Daniele Celiento del Trapani, in avanti piace Marco Tumminello del Crotone che però lo lascerebbe partire solo di fronte ad un'offerta importante. Fase di sfoltimento anche a Siracusa, come testimoniano le risoluzioni di Sarao e di Grazia, che ha già firmato con la Regina. Oggi arriva il difensore Catena, ufficializzato ieri il prestito dal Cagliari per affiancare Farroni in porta, e in fase di valutazione da parte dello staff tecnico il portiere Brian Bonucci, che si sta allenando con la squadra. Ci fermiamo ancora per una breve pausa. A tra poco. Bene, non ci sono aggiornamenti per questa edizione, da parte mia è tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.